Presentiamo naturalmente ancora una volta a tutti voi presenti quello che sarà l'evento. Ingredienti che sono tantissimi, quindi io direi di farlo in maniera celere questa mia presentazione, intanto applaudendo chi ci ospita, ovvero questo scenario fantastico della Magnifica. L'applauso naturalmente a tutti coloro che stanno lavorando anche dietro le quinte per ottimizzare naturalmente questa partenza. E allora, come dicevo in precedenza, da parte mia il compito è quello di introdurci ulteriormente in questa mattinata, anche pomeriggio che passeremo assieme, perché dopo il pranzo, per coloro che lo desidereranno, ci sarà l'opportunità anche di visitare la Magnifica, scenario naturalmente di questa conferenza stampa per il terzo trofeo MSC Crociere. È organizzato, come già prima in musica, invece ci sarà la partenza già da domani, e quindi questa bellissima opportunità con partenza da Venezia di visitare anche Bari, Olimpia, Santorini, Mykonos, Atene, Corfù ed infine Dubrovnik. Conferenza stampa di oggi che si svolge naturalmente di nuovo con lo scenario della MSC Crociere, ma il di nuovo è fortificato, perché da questa edizione il torneo si chiama proprio MSC, quindi facciamo un applauso, poi li sentiremo anche come relatori i nostri rappresentanti. MSC Crociere, per fare gli onori di casa, anzi io direi proprio di chiamarlo in nostra compagnia, e quindi la nostra stretta di mano e i complimenti da parte nostra, e poi iniziare anche con la presentazione di quelli che saranno gli altri relatori, ovvero Andrea Segato, organizzatore del torneo e presidente dell'associazione Calcio in Crociera. Facciamo un applauso ad Andrea. Abbiamo l'onore di avere con noi oggi Fiorenzo Vaccari, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti. Buongiorno. Ed infine Luigi Pagana, neo allenatore del Casino di Venezia Calcio a 5, squadra che milita, lo ricordiamo, nel campionato di Serie A2 Calcio a 5. Il nostro applauso per Luigi. Infatti io riporto anche i saluti del comandante Bossi, che chiaramente oggi non può essere qui perché, come voi sapete, con navi in porto siamo nel pieno delle nostre operazioni tra riparto e sbarco. Sì, splendida iniziativa, l'abbiamo sposata ancora 3 anni fa, quando con l'organizzazione tecnica della Doge Gritti, ma soprattutto con il supporto non solo morale di Andrea Segato, c'è stata prospettata questa serie di trofei e tornei a bordo delle navi, e chiaramente non potevamo altro che approvare e procedere con questi tornei. Le navi MSC, voi sapete, noi siamo una flotta molto giovane, sono solo 7 anni diciamo, che siamo esplosi sul mercato, però ci siamo portati ad oggi ad una flotta di 11 navi. E le navi di MSC oggi sono strutturate appositamente per creare degli eventi. Per darvene uno, anche più tardi, alle ore 13, al Ponte 7, avremo ospiti molti VIP del Festival del Cinema. Nel caso del calcetto, iniziativa stupenda che ha coinvolto non solo il calcetto maschile, ma abbiamo fatto anche il trofeo femminile, veramente, che poi ha coinvolto anche tutta la nave. Mi auguro, ma i progetti che abbiamo futuri, ne parlavamo prima con Andrea, sono grandiosi, perché c'è una grandissima, veramente, però io lascio questa curiosità ad Andrea di dare i dettagli per il prossimo anno. Sono circa 6 le iniziative, quella che mi preme così anticipare è questo camp dedicato ai giovani, una fascia d'età che va dai 10 ai 15 anni, quindi un vero camp supportato da una grande squadra di Serie A. Poi, che dire, siamo a bordo di MSC Magnifica, non vi voglio portare altro tempo, una splendida nave che ha una curiosità. Per la prima volta MSC Crociere rimane nel Mediterraneo per 12 mesi all'anno, quindi questa nave non ci lascerà come normalmente faceva durante gli scorsi anni, ma rimarrà a fare tutto l'inverno a crociere da Venezia, 12 giorni, 11 notti, compresa la crociera di Natale e Capodanno, verso Israele e l'Egitto. Ne approfitto perché questa è una novità che presenteremo ad ottobre al TTG, alla Feria del TTG. Altro tempo non vi voglio portare, benvenuti ancora a bordo, vi ringrazio e vi lascio ai relatori. Grazie naturalmente Massimo Bertolcano,
Noi cogliamo al volo, come si dice nel mondo del calcio, questo assist, la mettiamo a terra, figure note che erano con noi anche l'anno scorso, e mi collego anche a ciò che ha detto naturalmente Massimo, perché da sempre c'è questo successo da parte delle iniziative di calcio incrociato in maniera veramente eccezionale. Io continuo naturalmente ad essere celerissimo per quello che riguarda la nostra presentazione, allora passo la parola ad Andrea Segato, organizzazione del torneo e presidente dell'associazione Calcio in Crociera. Buongiorno e grazie a tutti per essere qui presenti a questa presentazione. Siamo a presentarvi questo terzo trofeo MSC Crociere, un titolo importante che noi abbiamo l'onore di rappresentare con questa manifestazione. Ci siamo anche affezionati a questo trofeo. Dovete pensare che nel 2008, quando abbiamo iniziato la prima edizione di Calcio in Crociera, siamo partiti con questo primo trofeo MSC Crociera. È pertanto una continuazione a quello che abbiamo iniziato qualche anno fa, che sta avendo un grande successo. Questo progetto l'abbiamo portato avanti e se siamo ancora qui vuol dire che siamo stati premiati alla nostra perseveranza. Cosa voglio dire? Voglio dirvi che partiremo con questa manifestazione che con grande voglia portiamo avanti e sarà la continuazione di una storia che abbiamo iniziato a scrivere. Il FIGC, la FIGC, il CONI, la provincia di Venezia e l'APT di Venezia. Questi organi, queste istituzioni sono per noi motivo di orgoglio, che ci spingono, che ci aiutano. Si svolgerà in un contesto non indifferente. Saremo all'ultimo piano della nave, con a sua volta dei finali. Non sarà solo una settimana di calcio giocato, sarà una settimana anche di incontri, di briefing, parleremo di fair play, parleremo anche di questo calcio che è fatto solo di soldi e riveline, e via via con tutte le nostre discussioni. Avremo anche l'onore di avere al seguito i divi. Giovanni e Valerio sono due stilisti che vestono parecchi personaggi della televisione, parecchi artisti, pertanto faremo anche una sfilata di moda e vedremo i loro splendidi abiti. L'ultima serata, l'ultimo giorno di crociera, avremo l'onore di fare il concerto in teatro con Giovanna Nocenti. L'artista Giovanna sarà accompagnata al pianoforte dalla professoressa Monica Vanini e a tutti gli ospiti della nave offriremo questo fantastico concerto in teatro. Penso che sarà una settimana piena di impegni, di appuntamenti e coinvolgeremo tutti i nostri ospiti al seguito. Non mi dilungo oltre, approfitto per ringraziare i nostri relatori, mister Pagana, Fiorenzo Baccari, Marco dell'MSC e tutti voi che avete partecipato in modo così numeroso a questa conferenza stampa. Un ringraziamento particolare anche al direttore generale del Casinò di Venezia Calcio a 5, Berti, che gentilmente, oltre al mister Pagana, ci ha portato anche alcuni suoi tesserati che dopo avremo la fortuna di conoscere. Non mi dilungo oltre e vi ringrazio nuovamente per la partecipazione. Grazie Presidente. Partito forte naturalmente l'applauso perché tutta l'associazione lo merita, ma in particolare appunto Andrea che ha profuso veramente tante energie in questi anni per arrivare a livelli sempre più ottimali. E la presenza questa mattina proprio di Fiorenzo Vaccari, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, è un attestato non solo di stima ma di riconoscimento per quello che è questa manifestazione e per quello che ci auguriamo ancora di più diventerà a livello internazionale. Un applauso quindi a Fiorenzo Vaccari, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti. Buongiorno a tutti.